Ciao a tutti carosilli belli, oggi ricettuzza sicilianissima andremo a fare insieme una ricetta delle zone di Siracusa, un pizzolo di Sortino. Vi dico subito cosa avremo bisogno per andarle a realizzare. Gli ingredienti che ci serviranno sono 250 g di farina zero con 13 g di proteine, io utilizzo quella della marca Pignatiello, 250 g di semola di grano duro, anche questa della marca Pignatiello, sono ottime farine, 300 ml di acqua fredda, 10 g di sale, un cucchiaio di miele che sono all'incirca 10 g, 5 g di lievito di birra e ovviamente 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, io utilizzo questo della marca Ferrito. Quindi per prima cosa andiamo a inserire tutta l'acqua all'interno della nostra ciotola. Andiamo ad inserire anche il lievito e un cucchiaio di miele, 10 g all'incirca. Quindi andate a mescolare il tutto. A questo punto possiamo inserire tutta la farina. Inseriamo il gancio a spirale e accendiamo la macchina a velocità minima. Quando l'impasto si sarà incordato al gancio andiamo ad aggiungere anche 2 cucchiai di olio e lasciamo impastare fino a che lo assorba completamente. Questo lo facciamo a velocità 2. Alla fine, 2 minuti prima della fine di impastare, ci vorranno in tutto 12-13 minuti, andiamo ad aggiungere anche il sale. L'impasto risulterà bello idratato ed elastico, mi raccomando, quindi lo andiamo a formare una palla e lo lasciamo lievitare fino al raddoppio. E una volta che l'impasto ha raddoppiato o anche triplicato il suo volume, andiamo a riprenderlo e andiamo a formare i nostri pizzoli. Quindi io adesso vi farò vedere come formare sia pizzoli grandi oppure pizzoli piccoli. Se volete formare, scusate, 2 pizzoli grandi andate a dividere l'impasto in 2. Quindi aiutandovi con della farina andate a formare una palla con metà dell'impasto, dopodiché l'andate ad appiattire come a formare una sorta di pizza. Con questa quantità di ingredienti, anziché fare 2 pizzoli grandi, potete decidere di dividere l'impasto in 4 parti. In questo modo otterrete 4 pizzoli più piccoli, uno per ogni persona, così che ognuno può farcirlo nel modo che più preferisce. Quindi aiutandovi con la farina andatelo a perlare a formare una palla, dopodiché trasferito su carta da forno, sulla placca da forno, andate ad appiattire così aiutandovi con l'olio. Questo vi aiuterà anche durante la cottura per farli colorire meglio, ragazzi. Quindi lasciate lievitare così ancora una mezz'oretta, non di più, e andate a metterli in forno a 190 gradi nel ripiano più basso del forno per circa 12 minuti circa. I tempi di cottura sono indicativi, voi lo sapete, a 190 gradi nel forno statico. Mi raccomando, nel ripiano più basso, e dovete fare una sorta di precottura. Mi raccomando, i tempi di cottura sono sempre indicativi, ve lo dico sempre, ogni forno è diverso. Questa è la precottura, li lasciamo raffreddare 10-15 minuti così che non ci bruciamo le mani, dopodiché li andiamo a tagliare a metà e li andiamo a farcire. Piccolo trucchetto per andare a tagliare quelle più grandi, io utilizzo un tovagliolo pulito, ragazzo, un canovaccio, perché altrimenti mi brucio. Dovete utilizzare sempre coltelli a sega e mi raccomando, per quelli grandi, siccome sono sottili, potete rischiare di andarla a tagliare male. Quindi vi consiglio di andare ad incidere all'inizio 1 centimetro dalla base tutto intorno, dopodiché andate ad affondare il coltello come si fa per i pan di Spagna, così che otterrete una superficie uguale sia sopra che sotto. Quindi andate a farcire i vostri pizzoli come preferite. Io vi darò qualche idea su come farli e
Un paio li andrò a farcire con pomodorini, gli altri con crema di zucche e mandorle della marca sempre Buon Gusto Pignatiello, un'altra con crema di friarielli sempre della marca Buon Gusto Pignatiello, che sono davvero buonissime, delle conserve buone buone buone. Vi lascio tutti i link giù nella descrizione del video e vi faccio vedere subito come farcirle. Per prima cosa dobbiamo andare ad irrorare la base del nostro pizzolo, dopodiché in uno andrò a mettere la mia crema di zucca, quindi vado a spalmare la crema di zucca su tutta la base, dopodiché vado a mettere del prosciutto crudo, cotto, gran biscotto, no, del prosciutto cotto, scusate, e andrò a mettere anche pomodorini, mozzarella e andrò a richiudere il tutto. Ovviamente io vi do diverse idee ragazzi, ma la ricetta originale prevede innanzitutto che il pizzolo sia della grandezza di 29 cm di diametro. Io ho fatto quello grande e quelli piccoli, tanto per darvi un'idea che potete poi variare come meglio preferite. E poi la ricetta originale, che è una ricetta contadina, prevedeva l'utilizzo di peperoni. Io ovviamente l'ho fatto in modi diversi, un po' più alternativi, ma voi potete decidere di farcirli davvero con salsiccia. Per esempio adesso vado ad utilizzare della crema di friarielli del salame, dei friarielli che sono già conditi e precotti buonissimi, ma voi potete utilizzare ad esempio con dei friarielli della salsiccia, oppure farli con della carne, con del che vi voglio dire, con del prosciutto crudo, con del prosciutto cotto, come preferite davvero ragazzi. Io vi do diverse idee, ma voi potete farcirli come meglio preferite e come vi piace più a voi. In questo con crema di friarielli e salame vado ad aggiungere, oltre ai pomodorini che daranno dolcezza al nostro pizzolo, andrò ad aggiungere anche la mozzarella e delle olive che sono anch'esse della marca Pignatello. Devo dire che queste conserve Pignatello mi sono piaciute tantissimo e poi sono pronte all'utilizzo, è davvero facile da utilizzare anche in altre preparazioni. Quindi molto saporito ragazzi, a me piacciono le cose saporitissime. Invece l'altro pizzolo ve lo andrò a fare solo salame e prosciutto e mozzarella, quindi molto semplicemente. Quindi decidete davvero voi la farcia. Dopodiché andate a richiudere, ma siccome in questo qua grande non ho utilizzato creme, vado ad irrorare con più olio, ok? Prima che diventi troppo asciutto. Adesso dobbiamo andare a completare la cottura dei nostri pizzoli, quindi andiamoli a mettere un goccino d'olio sulla superficie e lo andiamo a spennellare con un pennello. Dopodiché andremo ad aromatizzare con parmigiano, che è fondamentale, mi raccomando, origano, anch'esso fondamentale, e poi se volete potete aggiungere altri aromi, ad esempio ho aggiunto del timo e del pepe nero macinato fresco. Quindi decidete voi cosa mettere sulla superficie, ma dovete condirla, mi raccomando. Quindi andiamo di nuovo in forno, sempre a 190 gradi, li lasciamo cuocere ancora 3-4 minuti, il tempo che si colorisca la superficie. Si colorisca, si può dire, carusi? Scrivetemelo giù nei commenti. Comunque, finché diventano ben dorati. Ed ecco qua la ricetta dei miei pizzoli di Sortino. Io li ho assaggiati un po' di tempo fa a Pozzallo, che c'è una pizzeria buonissima, pizzeria, ristorante, focacceria, e devo dire che me ne sono innamorata. Sono delle parti di Siracusa e sono davvero buonissime, vi consiglio di provarle, è una sorta di pizza focaccia farcita, ideale anche
per i sabati sera con i vostri amici, li potete farcire in tantissimi modi e poi servire a tavola tagliate a spicchi così che tutti possano assaggiare un gusto diverso, oppure farcirlo ognuno come meglio preferite se li fate più piccoli. Spero che la ricetta vi sia piaciuta, vi consiglio di provarla e se avete bisogno scrivetemi su Telegram dove sono sempre a vostra disposizione e potete chiedermi qualsiasi consiglio. Se vi va, seguitemi anche sui social, Instagram, Pinterest e Facebook e vi mando un grosso abbraccio alla prossima videoricetta dalla cucina del cuore. Ciao caro Sibeddi!